un legame molto stretto con la natura, la terra percepita come un essere vivente, come fosse una pianta o un animale, come fosse un organismo dotato di un'anima. Così gli antichi sapevano trovare corrispondenze segrete tra tutte le cose, dalle stelle nel cielo agli animali sulla terra. Per questo motivo l'uomo non faceva nulla a caso. Templi e città venivano costruiti dove si riteneva che la terra emanasse influssi benefici. Ma perché gli antichi sostenevano che queste pietre potevano dare benessere? Per scoprirlo iniziamo dai monumenti più rappresentativi e più misteriosi della Sardegna, i nuraghi. Secondo le stime più attendibili, in Sardegna si trovano almeno 8.000 imponenti torri megalitiche. Sono i nuraghi, o nurages, come si dice in sardo. Praticamente ce ne sarebbe uno ogni 3 km quadrati, ma è probabile che in passato siano stati molti di più. Costruiti a partire dal secondo millennio a.C., i nuraghi furono senza dubbio il fulcro della vita sociale degli antichi sardi. Ma a cosa servissero esattamente queste torri non è ancora chiaro. Secondo alcuni studiosi si tratterebbe di tombe monumentali o luoghi di culto. Altri parlano di magazzini per conservare le provviste o di fornaci per fondere i metalli. Altri ancora sono convinti che i nuraghi fossero delle torri di vedetta, eretti per scopi militari in punti strategici e sempre in contatto visivo gli uni con gli altri, in modo da creare un'efficace rete di comunicazione. Infine, secondo alcuni, nuraghi e altri monoliti sorgerebbero su luoghi in cui la terra sprigiona energie molto particolari. Ma di cosa si tratta? Gli antichi tendevano a costruire i loro monumenti più importanti su punti particolarmente vibranti della terra. Bisogna dire che anticamente le persone vivevano a strettissimo contatto con la natura, che percepivano proprio come un organismo vivente, qualcosa che respirava, e sui punti dove c'era un magnetismo forte, vibrante, collocavano i loro monumenti sacri. I nuraghi, ad esempio, erano in particolare legati al cielo, alle energie del cielo, mentre ad esempio le tombe di giganti erano anche utilizzate per i rituali di guarigione. Secondo le teorie più accreditate, i primi nuraghi risalirebbero al 1800 a.C. Della stessa epoca sarebbero anche le cosiddette tombe dei giganti, particolari costruzioni megalitiche che non hanno eguali in Europa. Si tratta di sepolcri costruiti con enormi blocchi di pietra conficcati in terra, che presentano una particolare pianta ad abside allungato, una sorta di porta ideale verso l'aldilà. Ma la Sardegna era già popolata molto prima della civiltà nuragica, che fiorì durante l'età del bronzo. Lo testimoniano le oltre 2400 domus deianas, letteralmente case delle fate, costruite già a partire dal IV millennio a.C. Si tratta di strutture sepolcrali scavate nella roccia dalle forme diverse, spesso collegate tra loro a creare vere e proprie necropoli sotterranee. Del III millennio a.C. sono i dolmen, come quello di Saco Beccada, e i menhir, come quelli di Pranu Mattedu, monoliti che non hanno nulla da invidiare a quelli più famosi di Stonehenge e di Karnak. E tutti questi monumenti sorgerebbero su particolari punti energetici, punti che possono fornire benessere. All'esterno il pozzo è racchiuso da un recinto in muratura. In questo luogo il culto della Dea Madre si fonde a quello dell'acqua, fonte di vita. Qui probabilmente i nuragici si radunavano in particolari giorni dell'anno. Infine, ogni 18 anni e mezzo, al termine di un particolare ciclo astronomico, nel plenilunio più vicino al solstizio d'inverno,
è la Luna a specchiarsi nel pozzo di Santa Cristina, attraverso il foro situato nella volta. Il cosiddetto Tempio a Pozzo di Santa Cristina è un monumento estremamente particolare, costruito da un architetto che aveva una grande cura per i particolari e anche se lo chiamiamo pozzo, in realtà il foro sulla sommità è molto piccolo. Di fatto quello che succede è che la luce della Luna entra appieno in questo monumento solo una volta ogni 18,6 anni e va ad illuminare la base del pozzo una volta ogni 18,6 anni, seguendo un ciclo molto lento di cui noi praticamente non ci accorgiamo, ma che varia all'altezza massima raggiunta dalla Luna nel suo arco nel cielo. È molto probabile che il costruttore di Santa Cristina ci abbia lasciato testimonianza del suo interesse per la Luna, interesse che possiamo vedere di fatto ancora oggi. I pozzi sacri erano legati anche ai culti delle acque, ai culti della guarigione attraverso le acque. Si credeva nella potenzialità dell'acqua come guarigione, infatti sono stati ritrovati diversi ex voto proprio presso i pozzi sacri. Secondo gli studi di Mario Aresu, la maggior parte degli edifici nuragici e prenuragici sarebbero stati costruiti non solo in riferimento a precisi allineamenti astronomici, ma anche tenendo conto delle energie sprigionate dal sottosuolo. Nel VI secolo il filosofo Filopono, commentando un passo della fisica di Aristotele, riporta i racconti di persone afflitte da infermità che andavano a curarsi presso le tombe degli eroi in Sardegna. Ma al di là dei racconti, è possibile che i nuragici costruissero i propri templi in corrispondenza di particolari punti magnefici, luoghi in cui sarebbe bastato il contatto prolungato con alcune pietre per ottenere effetti benefici? Secondo Mauro Aresu, tali energie positive esisterebbero realmente e sarebbero percepibili ancora oggi in molti siti nuragici della Gallura. Gli antichi infatti costruivano ed erigevano i loro villaggi, le loro tombe, i loro monumenti in presenza di particolari luoghi che avessero delle valenze energetiche particolari, luoghi dotati di una grande forza. La teoria di Aresu chiama in causa la rabdomanzia e la radioestesia, tecniche antiche che servivano per trovare l'acqua o particolari metalli nascosti nel sottosuolo, principalmente mediante l'uso di una bacchetta. Il rabdomante era in grado di captare le vibrazioni provenienti dagli strati sotterranei e di indicare il luogo preciso in cui scavare un pozzo o costruire un edificio sacro. Nonostante gli studi scientifici abbiano dimostrato che la rabdomanzia avrebbe una percentuale di successo del tutto casuale, ancora oggi c'è chi la pratica. Quest'antica arte era conosciuta dagli sciamani di tutte le popolazioni del pianeta, persone che sostenevano di percepire le energie sottili emanate dalla Terra. L'aura è quell'alone di energia che circonderebbe ciascuno di noi. Ogni essere vivente ne sarebbe avvolto. Dimensioni, purezza, colore e intensità dell'aura muterebbero a seconda degli stati d'animo o anche di salute dell'individuo. Nel 1939 il russo Semyon Kirlian inventò una particolare macchina in grado di fotografare l'aura. Le foto ottenute con la cosiddetta camera Kirlian mostrano effettivamente un alone che circonda gli oggetti fotografati, ma gli studi sull'aura sono ancora molto controversi. Gli accademici non ne riconoscono l'esistenza, riducendo di fatto tutte le discipline che studiano queste energie a fenomeni New Age. Eppure le foto scattate con camere a infrarossi in questi luoghi della Sardegna mostrerebbero come alcune pietre sembrano emanare calore, mentre in una piccola chiesa sono state scattate delle fotografie nelle quali si vedono misteriose strisce di luce. Di cosa può trattarsi? Ma qual è la posizione della scienza su questi presunti punti energetici terrestri?
Negli anni 50 il dottor Ernst Hartmann, medico e docente presso l'Università di Heidelberg in Germania, fondò quella che oggi è conosciuta come geobiologia. Hartmann ipotizzò la presenza di una vera e propria rete che avvolge tutto il pianeta, formata da linee di circa 21 cm di spessore, con direzione nord-sud, a distanza di 2 metri l'una dall'altra, ed est-ovest a distanza di 2,5 metri l'una dall'altra. Nei punti di intersezione, chiamati nodi, si ha la massima intensità energetica. Questi sono i punti più pericolosi per l'uomo, mentre la zona di non nocività è l'interno del rettangolo. Gli effetti dei nodi sarebbero strettamente legati alla geologia del luogo e risulterebbero amplificati in presenza di anomalie di origine naturale o artificiale e inciderebbero sul fisico umano, sulla percezione sensoriale animale e sulla vegetazione, fino ad avere effetti sulla salute di un essere vivente. Secondo le teorie di Hartmann, alcuni animali e vegetali sarebbero particolarmente sensibili ai nodi. In particolare, i gatti amerebbero mettersi in corrispondenza di un nodo, diminuendone in questo modo gli effetti negativi, mentre un cane non si accuccerebbe mai in uno di questi punti. In presenza di un nodo, un albero crescerebbe storto o deformato. Ma vi sarebbero anche zone del pianeta in cui la rete di Hartmann sarebbe talmente deformata per cause naturali da creare maglie di notevoli dimensioni. Sono molti gli studiosi che sostengono che proprio in questi luoghi l'uomo avrebbe costruito da sempre i suoi edifici più importanti, dai complessi megalitici alle cattedrali gotiche.